È Van Gogh il protagonista della grande esposizione in programma dal 7 ottobre all'8 aprile 2018 nella prestigiosa sede della Basilica Palladiana nel cuore di Vicenza. La mostra, come sottolineato dal curatore Marco Goldin, attraverso 129 opere in totale, di cui 43 dipinti e 86 disegni, delinea l'intero percorso artistico di Vincent van Gogh, dagli esordi al tempo del Borinage in Belgio nel 1880, quando svolgeva la funzione di predicatore laico per i minatori della zona, fino ai quadri conclusivi con i campi di grano realizzati nel luglio 1890, solo pochi giorni prima di suicidarsi. Accanto alle opere di Van Gogh, per utili e puntuali confronti si incontreranno il Seminatore di Jean-François Millet e alcuni dipinti dei pittori della scuola dell'Aia che il giovane Vincent guardava con ammirazione. Particolare importanza è data dall'allestimento di questa grande rassegna, pensato come un viaggio tra quadri, disegni e lettere dedicate e indirizzate al fratello Théo. Negli ampi spazi meravigliosi della Basilica Palladiana, infatti, la mostra si snoda come un vero e proprio percorso, anche nei luoghi nei quali il grande pittore visse. E nel progetto Van Gogh a Vicenza rientra anche un film originale, appositamente creato sulla vita e l'opera di Van Gogh, che gli spettatori potranno assaporare a conclusione della mostra. Van Gogh tra il grano e il cielo, non solo una grande mostra sul genio olandese.